È nata in modo fortuito, facendo un passo indietro nel 2017 durante la mia specialistica in Inghilterra. Un ragazzo di Roma ha messo in contatto me e il mio socio Nicola in modo del tutto casuale. Conoscendoci abbiamo incominciato a scambiarci articoli, referenze, inviarci pazienti. Da qui siamo passati a uno scalino successivo a diventare più amici. Nel momento in cui vedevamo di essere abbastanza allineati, nel 2018 abbiamo cominciato ad architettare quello che poi 3 anni dopo è diventato il Centro Medico N, e quindi è stato un avanzare per piccoli passi attraverso difficoltà, imprevisti vari, e alla fine abbiamo concretizzato nel luglio 2021, 14 luglio, quindi dopo 3 anni di difficoltà alla fine siamo riusciti ad ottenere un bellissimo risultato. L'obiettivo è quello di portare la sanità a una dimensione rapporto umano. I nostri medici sono stati selezionati non solo per le competenze tecniche, ma anche per le competenze empatiche, quindi la capacità di comunicare, di spiegare con chiarezza durante una visita e passare del tempo con il paziente spiegando in maniera più chiara possibile. Questo è il nostro obiettivo primario. Il nostro obiettivo secondario invece è quello di creare un'equipe, quindi creare collaborazione tra professionisti in maniera che questa collaborazione permetta maggiore efficienza, quindi una visita più qualitativa possibile. Maser l'abbiamo scelta sulla base di un'analisi di mercato che abbiamo fatto, abbiamo visto che il territorio richiedeva questo tipo di servizi, abbiamo fatto una ricerca tramite sondaggio e le persone hanno dato esito positivo e quindi il territorio lo richiedeva. Esatto, è stato quasi un bene nella difficoltà della restrizione, della pandemia, poter inaugurare dopo un anno, perché siamo anche in grado di invitare i pazienti che hanno fatto parte di questo anno, e quindi con l'esperienza e con le conoscenze che abbiamo maturato siamo ancora più felici di festeggiare. Dunque il Centro N, oltre all'offerta specialistica di specialisti dei più svariati settori, si propone di offrire anche una riabilitazione utilizzando le apparecchiature più avanzate e gli specialisti e le competenze avanzate per proporre dei pacchetti di riabilitazione cardiologica, riabilitazione viscerale, che hanno evidenze scientifiche sia a livello di prevenzione primaria che di prevenzione secondaria. Sicuramente, intanto un grosso in bocca al lupo a Nicolò e Nicola, che hanno aperto ormai un anno fa questo centro medico, questo centro polifunzionale, e solo oggi, purtroppo a causa restrizioni Covid, siamo riusciti finalmente ad inaugurare. L'importanza, qui a Maser non c'era di fatto mai stato uno studio così polivalente, ecco. Sicuramente un servizio che viene molto sfruttato dalla comunità, poi come dicevamo prima si trova in un posto centrale del paese, quindi è anche in vista lungo la nostra strada principale, quindi sicuramente avrà le sue belle fortune. È una frazione che sta rinascendo anche dal punto di vista urbanistico. Questa era una zona un po' degradata, diciamo, della frazione, è stato fatto un importante intervento e si vedono i risultati, ecco. Quindi attorno a Coste rinasce una parte di Maser, assieme con altre ovviamente, però qui a Coste è stato fatto un bel centro, diciamo, anche a livello professionale.